Il nuraghe a Rubiu di Orroli, dove è in corso un confronto tra donne imprenditrici sulla presenza femminile ai vertici delle aziende. Vedo pronta alle mie spalle l'inviata Chiara Zammitti. Chiara. Sì, Lorenzo, l'incontro, come potete vedere, è appena finito. Il nuraghe è illuminato, comincerà tra poco una visita sensoriale del nuraghe a Rubiu. Non è un caso che sia stato scelto proprio questo posto per questo incontro. Da una parte c'è la volontà di far conoscere a livello internazionale la Sardegna dell'interno e la sua storia, la sua archeologia, ma soprattutto c'è la volontà di creare un filo ideale tra le donne nuragiche e le donne d'oggi. Le donne d'oggi che si trovano ad affrontare, donne imprenditrici, un momento particolarmente difficile, un momento di ripresa post pandemia. La pandemia ha tagliato le gambe a questi ultimi 6 anni che sono stati 6 anni di grande crescita per le imprese anche in Sardegna, che però conta ancora meno del 23% di imprese totalmente al femminile. Allora noi abbiamo chiesto alla presidente regionale, a quella nazionale di AIDA Sardegna, l'associazione imprenditrici e donne dirigenti d'azienda che ha organizzato questo incontro, Rosi Sgaravatti e Alessandra Giachetti, di fare il punto. Le ascoltiamo, poi torniamo in diretta. Un bilancio positivo perché nonostante la pandemia, nonostante le difficoltà, le donne si sono veramente adeguate, hanno guardato lontano, si sono rinnovate, hanno fatto veramente dei grandissimi passi avanti. Veramente siamo fiduciosi che le donne, abbiamo visto, vogliano prendere in mano anche l'economia della propria vita e delle aziende e diciamo così, del paese. Il dialogo fra le donne di 20 paesi è fondamentale per creare le condizioni affinché le donne possano partecipare alla fase decisionale nella costruzione di una nuova economia post-pandemica. Quindi a nostro avviso, più che una questione di uguaglianza, essendo imprenditrici, la viviamo come una necessità urgente di contribuzione dei valori femminili a una società che è implosa e ha creato danni ambientali, sociali, anche psicologici alle persone. AIDA Sardegna compie quest'anno 40 anni, 60 li ha l'AIDA Nazionale, la più antica associazione di donne imprenditrici. Quest'anno, in occasione della presidenza italiana del G20 e anche organization host in Italia per gli incontri del Women 20, allora noi abbiamo scelto Monica Carcò, che è già stata funzionaria delle Nazioni Unite, adesso sta organizzando tutti gli incontri del Women 20, di spiegarci come la Sardegna possa entrare in qualche modo nell'economia del futuro. La ascoltiamo e poi la linea può tornare allo studio. La chiave di volta per modificare dinamiche economiche in cui vediamo principalmente aziende maschili è proprio quella dell'associazionismo femminile e l'apertura verso partenariati. Abbiamo lavorato col Sistema Nazioni Unite per programmi nella regione MENA, Nord Africa e Medio Oriente, per promuovere gli investimenti europei in quella regione. I settori agroalimentari sono settori importanti, la Sardegna potrebbe esportare know-how, tecnologie, modi di fare, una grossa anche tradizione di sostenibilità, perché le aziende sarde sono aziende che guardano la sostenibilità.